Signori e signore, eccolo qua, questo è il nuovo patron del Povero Diavolo. Buonasera. Che è un nome, una garanzia, cioè è un ristorante, io sono romagnolo e quindi è un po' la mia terra, mi fa molto piacere che comunque almeno un ristorante come ai tempi San Domenico, che poi esiste ancora, la Frasca, il Trigabolo, eccetera, eccetera, la Romagna abbia ancora una sorta di faro proprio qui attorno a Toriana, Sant'Arcangelo, che poi è un po' la città anche del festival, Esatto. e quindi è un po' tutto concentrato qua, Villa Torlonia, eccetera, eccetera. E il Povero Diavolo, una buona notizia da metà marzo. Sì, esatto, di quest'anno. Ecco, quindi praticamente la gestazione è terminata adesso, ecco, quindi in questo momento è nato il Povero Diavolo, anche perché vi siete concessi una vacanza a novembre dopo questa tirata, diciamo, questa stagione estiva, Lunga, sì. ecco, da Stagione Pasqua, un po' come a Merano, no? A Merano che si inizia a Pasqua e si finisce col Merano Wine Festival. Esatto. No? Poi dopo sono nati altri festival, anche il Savignano Wine Festival, però il Merano Wine Festival è un'altra cosa. Scusate, ma il tasso alcolico purtroppo con uno chef che comunque ama anche i vini, possiamo dire. Assolutamente sì, Ecco. assolutamente. Anche perché viene insomma da una famiglia che di cognome Fazzanni, Esatto. che non è un amico di Fellini, non è uno pseudonimo, perché un cognome che esiste anche Casazzanni a Verucchio, che poi sta qua vicino, e qui abbiamo è l'ultima generazione sua, ancora. La mia, sì, Ecco. da parte di mia mamma, sì. Che mia mamma Zanni, io faccio Gasperoni. Ah, ecco, lo chef che è scritto qua è Gasperoni. Giuseppe Gasperoni, è diventato lo chef patron del Povero Diavolo. Esatto. Che quindi ha preso questa eredità, tra l'altro anzi, ha preso proprio l'eredità del cuoco che poi ha preceduto l'ultimo, Sì, esatto. l'ultimo che è Pier Giorgio Parini, e prima di lui c'era Agostini, Riccardo Agostini, che poi ha aperto un suo ristorante con la Stella Michelin, e lei, come dire, è nato gastronomicamente lì. Sì, Riccardo è il mio maestro. Ecco, quindi lei Mi non è che ha svezzato. non è andata in Francia, non ha fatto questi stage, non è andato al Noma, non è andato, che so, Gualtiero Marchesi, No, da Crippa. È stato un periodo, ho fatto uno stage di qualche mese. Piazza Duomo, L'unico, Alba. diciamo, fuori zona. Sono sempre stato in zona perché amo la Romagna, perché ha prodotti, ha conoscenze. Quindi lei è arrivato qui direttamente dalla cucina del Piastrino, Stella Michelin a Pennabilli, patria tra l'altro di Tonino Guerra, perché siamo chiaramente, no? In piena atmosfera fellignana, e quindi bene, complimenti, insomma 9 mesi che hanno riportato quindi in auge appunto il Povero Diavolo. È rimasto fermo 2 anni? Sì, quasi 2 anni è rimasto chiuso. Ecco, quindi che come dire ha creato un grandissimo vuoto. Nel frattempo a Cesenatico è arrivata la seconda stella, a Rimini a Boccarra, con una cucina anche molto, molto argentina, quindi non a chilometro zero, ma anche proprio agli antipodi, lei me lo conferma. Questo devo dire, ecco, mi fa molto piacere, e quindi, come dire, in un certo senso qualcosa comunque è successo, ecco, forse stava accadendo e purtroppo il Povero Diavolo insomma si è fermato, le manifestazioni del Povero Diavolo sono continuate, sono poi due eventi. Sì, Ecco, sono sono due Spessore e la Collina del Piacere, eventi. che vengono fatti in estate, giugno-luglio, e sono più giornate in una settimana di giugno, uno di luglio. Qui c'è stato un cambio generazionale, però diciamo il meglio del Povero Diavolo del periodo di questo Fausto, no? Esatto. Ecco, come dire, comunque viene rievocato ancora 2 volte all'anno, quest'anno Sì. qui a Toriana, Poggio Toriana? Poggio Toriana è diventato, è stata l'unione dei comuni tra Poggio Berni e Toriana. Quindi Poggio Berni e Toriana fanno un comune adesso, Poggio Toriana. Ecco, no, pensavo di aver sbagliato, No, quando sono arrivato ho detto devo andare a Toriana, invece ecco, c'è stato questo cambiamento. Benissimo, allora la cucina di Giuseppe come la possiamo definire? Perché poi è anche ristoratore, cioè lei non è così patron per modo di dire. No, è anche imprenditore assolutamente. Ecco. È una cucina, penso, semplice, comprensibile da tutti, rievoca gusti classici, quindi tutti possono accendere, non è complicato, non è
per pochi, non è per solo i gourmet. Quindi non è come quando, diciamo, questo periodo del povero diavolo, no? Di circa 2 anni fa, che era più basato